Buonasera a tutti e grazie. Io chi sono? Io sono una giornalista che fa l'inviata per Rete 4, la trasmissione di Mario Giordano. Scrivo attualmente anche per La Verità, ho firmato la prima copertina di Panorama sugli effetti avversi, dicembre 2021. Non sono un opinionista, sono una giornalista d'inchiesta che documenta la realtà. E quello che è stato forse il lavoro più importante della mia carriera, io sono 20 anni che sono una giornalista professionista dal 2001, è stata forse l'inchiesta, anzi io credo senz'altro l'inchiesta che ha svelato per la prima volta nel mondo, non soltanto in Italia, nel mondo, perché poi noi siamo stati la nazione, la prima nazione d'Europa che ha subito la diffusione dei contagi, e siamo stati la prima nazione d'Europa in cui dei medici hanno scoperto già da aprile del 2020 che c'era una strada per lottare contro il Covid che non fosse la strada insulsa e senza alcun tipo di utilità, e lo abbiamo visto poi dai risultati, per uscire dalla tragedia della pandemia. E io ci tengo a dire questo perché questo discorso si allaccia anche alla motivazione per cui io sono qui, fondamentalmente, e anche alla motivazione per cui voi siete qui. Ho sentito prima interventi che hanno detto tutte cose assolutamente giuste. Francesca ha detto: vogliamo cambiare il mondo, che questo mondo non ci piace questa società che sta vedendo la decadenza della nostra civiltà, che sta vedendo lo scomparire di valori che erano stati fino a 2 anni fa il suo fondamento, e cioè i valori della giustizia, dell'eguaglianza, della solidarietà, della pietas, i valori della democrazia, la libertà. I valori sostanzialmente dell'illuminismo, la razionalità. Noi siamo precipitati in un medioevo. Nel medioevo c'era chi aveva il sangue puro perché era cristiano e chi aveva il sangue impuro perché non lo era, sulla base di una visione totalmente irrazionale. Ecco, noi siamo precipitati in quel medioevo, quindi non ci piace questa società. Abbiamo sofferto in questi 2 anni, hanno sofferto i nostri figli, e vogliamo uscire fuori da questo incubo. E come si esce fuori da questo incubo? Come si cambia il mondo? Allora, le strade sono 2: o si fa la rivoluzione o si cambia il mondo con le elezioni, con gli strumenti democratici. Al punto in cui noi siamo, abbiamo la possibilità oggi di realizzare questo sogno, questa aspettativa, questa esigenza? La risposta è no. Noi in questo momento non potremo cambiare assolutamente il mondo in questo momento, ma noi siamo in un momento cruciale adesso, ed è per questo che abbiamo bisogno di tutti noi. Perché siamo in un momento cruciale? Perché adesso
da qualche mese, e sempre di più, ogni giorno di più, tantissime persone che fino a ieri erano dall'altra parte della barricata e ci guardavano con sospetto, ci deridevano, non volevano ascoltare e si tappavano le orecchie perché credevano che noi fossimo macchiati di un'ideologia o di un pregiudizio o di una sottocultura. Queste persone sono smarrite, queste persone non sono felici, queste persone stanno sperimentando, tante persone, sulla loro pelle, sulla pelle dei loro figli, delle loro sorelle, dei loro fratelli, i crimini che sono stati commessi in questi 2 anni ad opera di una classe politica che poi è la stessa che si vorrebbe accreditare di nuovo e che sicuramente otterrà tanti voti, ed ecco perché queste elezioni non saranno risolutive. E però tanta gente comincia a volere delle risposte e queste risposte noi dobbiamo fornire a queste persone, dando loro la possibilità di avere degli strumenti per poter inquadrare quello che è successo, e questi strumenti sono le prove. E ritorniamo al mio lavoro. Le prove di quello che è stato commesso contro il popolo italiano, contro un attentato alle nostre vite, che poi è la base dei disastri che noi stiamo subendo, ovvero la bugia che il Covid fosse una malattia per cui non c'era cura. Questa è stata la bugia che sta alla base di tutto quello che stiamo vivendo. E questa bugia, che è costata più di 100.000 morti che si potevano evitare, è una bugia che ha prodotto tutto quello che è successo. Ha prodotto l'intasamento degli ospedali, perché la gente rimaneva a casa ad aspettare con la tachipirina e la vigile attesa, aspettava, come gli veniva detto dai medici di famiglia ignavi che hanno seguito dei protocolli ministeriali criminali, aspettava di diventare grave, di non respirare più, per andare poi solo in ospedale, dove ovviamente non poteva spesso ottenere il soccorso, sia perché le condizioni in cui arrivava erano ormai a volte troppo gravi a causa di questa attesa, senza medicine, senza assistenza medica, sia perché gli ospedali erano nel caos, perché quanta più gente non veniva curata a casa, tanta più gente si aggravava e tanta più gente finiva negli ospedali e intasava gli ospedali. Ed è stato per questo che poi hanno fatto il lockdown, ed è stato per questo che noi abbiamo accettato il lockdown, ed è stato per questo che la gente ha accettato il lockdown, perché la gente ha accettato il lockdown perché c'erano i morti, e di fronte ai morti gli ospedali sono intasati. Cosa facciamo? Ce ne freghiamo, accettiamo di stare chiusi, accettiamo di fallire, accettiamo di non andare a scuola, di perdere il lavoro. Ma se sin da subito si fosse saputo che questi morti non erano stati provocati, se non in minima parte, dal virus, ma erano stati provocati dalla mancata cura precoce del virus, se la gente avesse saputo, se tutti sapessero
che se il Covid lo curi subito ai primi sintomi, sarebbero morte soltanto in 2 anni 30.000, 40.000 persone, non 176.000 come sono morte oggi in Italia. Le persone non avrebbero accettato il lockdown, non avrebbero accettato il Green Pass, non avrebbero accettato la vaccinazione coatta e non starebbero a sentire questi criminali che oggi vengono a dirci che dobbiamo votarli di nuovo. Verrebbero presi a sputi in faccia, a calci in faccia, dovrebbero scappare, dovrebbero sfuggire al linciaggio di un popolo che è stato tradito, violentato. E quindi perché siamo in un momento cruciale? Siamo in un momento cruciale perché noi adesso dobbiamo reclutare un esercito di persone che siano consapevoli di quello che è accaduto e che si uniscano a noi per le prossime elezioni o per una futura rivoluzione. E quindi senz'altro bisogna andare a votare. Bisogna andare a votare perché non possiamo permettere che il nostro non voto possa avvantaggiare questi criminali. E però il nostro voto non basterà, qualsiasi voto sia, che vada a Vita o che vada alle altre forze del dissenso, non basterà. E però in questo periodo, in queste settimane, in questi mesi che verranno, noi dobbiamo reclutare le persone che diventeranno il popolo in rivoluzione che non significa per forza una rivoluzione violenta, significa una rivoluzione che parte dalla formazione di un pensiero collettivo, condiviso, un popolo che si riunisce e che pretende, come è giusto che pretenda, di riavere la propria sovranità, che significa avere il controllo delle proprie vite, così come è sancito dalla nostra Costituzione, che è stata calpestata. E quindi perché io sono qua? Perché ho in mano questi 2 libri? Io dico, se io diventassi miliardaria con questi libri, vorrebbe dire che noi saremmo usciti da questo incubo, perché se le persone sapessero quello che hanno fatto in questi 2 anni, le bugie che ci hanno raccontato, non sarebbe neanche necessario fare le manifestazioni, dovrebbero scappare da Montecitorio, dovrebbero scappare prima di essere presi per fare una brutta fine. E allora, perché io prima ho detto io non sono un opinionista? E perché io ho questo coraggio, come ha detto Maglio, io ho il coraggio che mi viene dalla forza della verità, per quella che io sono riuscita a scoprire, ovviamente, perché la verità assoluta solo, voglio dire, se c'è un Dio, è Dio che la può conoscere, se c'è, per chi ci crede, ma quello che può fare un giornalista
e cercare il più possibile di investigare la verità, e però per raccontarla il giornalista deve avere le prove, e qui ci sono le prove. E infatti vedete, questi non sono due libri uguali, questi sono due libri diversi. Uno è un libro che io scrissi partendo da degli appunti che presi quella notte del 9 marzo del 2020, quando ci rinchiusero. E il primo libro, La vita che ci state rubando, è un libro che nasce da un grido di dolore e dalla voglia di capire, quando io mi trovai incredula in una nazione democratica che sopprimeva la libertà di circolazione delle persone, affermando che ci fosse uno stato di guerra che invece non c'era, perché io mi sono andata a studiare i numeri che c'erano ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, e non c'era nessuno stato di guerra. Perché non c'era nessuno stato di guerra? Perché a marzo del 2020 è vero sì che morivano di Covid tante persone, ma i morti di Covid non riguardavano la stragrande maggioranza della popolazione in maniera indiscriminata, riguardavano soltanto una fascia della popolazione. E allora neppure si sapeva che i morti erano causati da mancate cure, la maggior parte. Ma poniamo caso che fosse come ce l'hanno raccontata, ovvero che il Covid era una malattia incurabile, cosa non vera, se non appunto per una minima parte di persone che sarebbero morte come muoiono tra l'altro anche di influenza le persone tutti gli anni, magari sarebbero morte un po' più persone. Ma poniamo caso che davvero il Covid era come ce l'avevano raccontato. Comunque non eravamo in uno stato di guerra, perché lo stato di guerra implica un pericolo imminente, un pericolo di vita che riguarda tutta la popolazione. Solo così tu potevi giustificare, secondo la nostra Costituzione, il fatto che il governo prendesse il posto del Parlamento e legiferasse e sopprimesse le libertà fondamentali. E invece hanno usato statistiche suggestive, hanno approfittato del fatto che noi abbiamo accettato, presi dalla paura, il fatto di essere rinchiusi e quindi ci siamo isolati, hanno approfittato di questo per cominciarci a riempire di menzogne e creare i presupposti di quello che poi sarebbe diventato un terrore diffuso, lo stesso terrore che si è trasformato in odio sociale quando c'è stata l'introduzione vergognosa di questo schifoso pass. E quindi il primo libro si mette ad investigare sulla realtà per capire, perché io non capivo, io stavo impazzendo, dicevo: ma com'è possibile? Noi siamo uno Stato democratico, come possono fare? Non è possibile, invece lo stavano facendo. E io credevo di essere da sola, perché tutti credevamo di essere da soli, chi ha capito subito, chi ha capito dopo, ognuno di noi credeva di essere da sola, e poi invece piano piano scopro che non sono sola. E arrivo a gennaio del 2021, anzi ad ottobre del 2021, a novembre del 2021, perché poi il libro esce, La vita che ci state rubando, esce a gennaio del 2021, ma chiaramente viene fatto stampare a dicembre. Quindi io a dicembre del 2021 che cosa vengo a sapere? Vengo a sapere che la maggior parte dei morti di Covid erano persone che non erano state curate in tempo. E mi sembra di impazzire, perché io lo vengo a sapere e sono sola. Ci sono i miei colleghi che continuano a parlare soltanto di lockdown, chiusure, mascherine, contagi, caccia all'untore, la colpa della Movida.
E io parlo con i medici ospedalieri, perché da lì inizia la storia, che mi dicono: guarda Angela, che i morti che arrivano qui è gente che sta a casa con la tachipirina e la vigilia attesa da una settimana. Dico: ma è possibile? Ma com'è possibile questa cosa? Ma allora vuol dire che c'è un'alternativa. E qual è l'alternativa? Ci sono le cure. Chi le fa queste cure? E comincio a parlare con Mauro Rango, il fondatore di Ippocrate, che mi mette in contatto con Mangiagalli, e poi con Stramezzi, e poi con tutti i medici che abbiamo visto nelle piazze d'Italia, no? Quando poi ormai, esasperati, anche i camici bianchi sono dovuti scendere in piazza per parlare con le persone, perché poi, lo sappiamo, la macchina della censura, il fango, eccetera. Quindi io scopro questo e mi sembra di impazzire, perché come giornalista, voi capite, una giornalista che viene a sapere una cosa del genere e che comincia a trovare le prove, perché io cominciai poi a quel punto a dire, disse a Mauro Rango: scusa, allora se è così, no? Allora vuol dire che ci sono tante persone che hanno subito questo. Allora fai una cosa, fai una call su una chat e chiedi che io voglio fare un dossier, voglio intervistare i parenti vittima, no, di questa famosa vigile attesa. E nel giro di 2 giorni mi arrivano 40-50 persone che vogliono parlare. Voi capite che, cioè, se mi arrivano 40-50 persone in 2 giorni, cioè quante persone ci sono? E allora io comincio, cioè, e io quindi comincio a raccogliere testimonianze, fin quando a un certo punto finisco il libro. Questo è il primo libro, ne parlo nell'ultimo capitolo, ma dovevo chiudere il libro, quindi chiudo il libro e poi vado da Giordano, no? E dico: direttore, io, cioè, ti devo dire una cosa, cioè, questa è una cosa allucinante, cioè, non è possibile. Perché poi loro ci avevano raccontato, no? Questi disgraziati, no? Ci avevano raccontato che il Covid si curava solo in ospedale, quindi, cioè, io c'ero arrivata alla storia che la gente moriva perché veniva curata tardi, ma io credevo, come hanno creduto tanti e come tanti ancora credono, che il problema fosse che gli ospedali non avevano posto e quindi che devi fare? Se non c'è posto non ti curano, è colpa della sanità sfasciata. E quindi che dobbiamo fare? Realpolitik, ci chiudiamo, che dobbiamo fare? In piedi possiamo fare morire, no, le persone? No! La cura si poteva fare a casa, non c'era bisogno di andare in ospedale. E questa cosa era da pazzi, perché voleva dire che noi stavamo facendo una follia, che stavamo vivendo una follia, che noi ci chiudavamo e ci accusavano, le mascherine, le cose, è colpa della Movida, un'altra volta, sempre sta storia. E invece no, era colpa che non curavano i malati in tempo. E allora io vado da Giordano e gli dico questa cosa e lui non mi crede all'inizio. Non mi crede, mi dice che io sono coinvolta emotivamente perché ero travolta dai racconti dei parenti delle vittime, ma io ero travolta per davvero, ma questo non c'entrava niente con quello che gli stavo raccontando, no? E io mi ricordo che a un certo punto, niente, chiudo questo telefono ed ero disperata perché mi sembrava una pazzia. Io non potevo stare zitta, ma io dovevo trovare qualcuno che mi pubblicasse questa roba qui, no? E allora comincio a telefonare, no? E chiamo i vari direttori, no? Cioè proprio al telefonino, cioè, voglio dire, ma direttori importanti, cioè, di destra, di sinistra, di tutti i canali, cioè mi rivolgo pure a chi aveva in mano i giornali della Chiesa e mi sento rispondere, cioè risposte laconiche, c'è qualcuno che mi tratta come una deficiente, mi dicono che io che stavo facendo come chi aveva creduto alla cura di Bella, che poi voglio dire, al di là di questo, insomma, non si sa se, cioè adesso su questa storia è rimasto sempre un dubbio, ma c'era questo atteggiamento che ti snobbavano, no? O tutt'al più ti dicevano: sì, vabbè, ma noi abbiamo trattato questi casi di mala sanità. Io gli dicevo: no, non è mala sanità, questa è una cosa sistemica, è una cosa generalizzata, cioè è un sistema. Finché a un certo punto c'è la pausa della trasmissione Fuori dal Coro ed è dicembre, prima di Natale, e io all'improvviso, cioè, perché io non riuscivo, io stavo male, chiamo Mario Giordano, lo chiamo per l'ennesima volta, dopo che lui mi aveva detto che questa cosa non era vera, lo chiamo e gli dico: guarda direttore, per favore. E lui mi comincia a urlare, mi dice no,
smettila, perché ti ho già detto che questa cosa così non è così. E a un certo punto mi metto a urlare, ero in un bar di Roma, mi sono dovuta alzare, mi metto a urlare, dico ti prego, per... in ginocchio, gli ho detto così, gli ho detto ti prego in ginocchio per le persone che in questo momento stanno morendo, cioè io e te parliamo, la gente sta morendo a casa con la tachipirina, ti prego, per favore leggi la mail che ti ho mandato, leggi quello che ti ho scritto, perché lui non leggeva quello che io gli dicevo, come la gente che passa e non vuole ascoltare, invece la gente si deve fermare, deve ascoltare, dovete ascoltare e poi decidete se quello che diciamo non è vero, ascoltate. E alla fine Giordano legge questa mail e mi manda ad intervistare, mi danno una troupe, cioè proprio costo quasi zero, no? Io prendo la mia macchina da Roma, mi prendo la mia telecamera, perché io sapevo che non bastava un giorno di troupe. Giordano credeva che ci faceva un servizio. Io gli ho detto guarda, tu non hai capito, qui tu dici che devi urlare, tu qua inizi a urlare adesso e non finisci più, ma lui sento che al telefono c'ha un sussulto, forse lì gli si è accesa una lampadina. E io quindi mi prendo la mia macchina e me ne vado a intervistare al Nord Italia le vittime della vigilia attesa, e quindi uso la troupe di Mediaset e poi me ne vado io da sola con la macchina e poi arrivo in albergo, non dormo e mi metto a fare dei tagli all'intervista di Mangiagalli, perché volevo fargliela vedere prima della riunione, perché ho detto lui deve sentire Mangiagalli, perché Mangiagalli era uno che si sapeva esprimere bene, quindi ero sicura che lui, sentendo Mangiagalli, avrebbe capito, perché il problema è capire, ma per capire devi conoscere e devi avere il coraggio di ascoltare. E Giordano ha avuto il coraggio di ascoltare, perché poi dopo lui ha sentito Mangiagalli, a quel punto mi chiama e mi dice però questo Mangiagalli è bravo, e ho detto io ve lo sto dicendo da 2 mesi e mezzo. E quindi iniziano la prima trasmissione, la notte va in onda il primo servizio sulle cure domiciliari all'1 di notte, e poi iniziano altri servizi, e dall'1 di notte passiamo, andiamo avanti, arriviamo in prima serata. A proposito, martedì faremo un puntatone su questa vergogna, martedì sera, e quindi poi la storia la conosciamo. Fuori dal coro racconta questa vergogna, emerge il dramma delle vittime della vigilia attesa, il ministero che fa finta di non sapere. Io vengo a sapere che il ministero sapeva da aprile del 2020, eppure questa cosa era pazzesca, perché io credevo che fosse un problema di, voglio dire, lassismo, di incompetenza. Invece no, non era incompetenza, perché ad aprile del 2020 il ministero riceve nell'arco di un mese ben 3 appelli di 3 distinti gruppi di medici, e uno di questi appelli viene consegnato, e la gente lo deve sapere, viene consegnato a mano all'allora vice ministro Pierpaolo Sileri, che è un medico, e quindi lui poteva capire benissimo quello che stavano dicendo i medici. E che dicevano i medici? Dicevano attenzione governo, perché tu, lasciando la gente a casa senza cure, metti a rischio la vita delle persone, le devi curare subito. Quindi non era una cura alternativa, era una cura fondamentale per salvare vite. Che cosa fa il governo? Se ne frega, mette in un cassetto la lettera, AIFA se ne frega, e continuano imperterriti con i loro protocolli folli, che non si capisce come noi abbiamo potuto accettare questa assurdità di non avere più il diritto, in quanto malato di Covid, di avere una visita medica. Ma voi vi rendete conto di quello che noi abbiamo accettato e che continuiamo ad accettare? Ma come se fosse normale che un soldato non va al fronte perché non deve essere ucciso, e tu per preservare il soldato lasci la gente sotto le bombe del nemico. Come abbiamo potuto accettare questo? Come abbiamo potuto accettare questo? L'abbiamo accettato perché ci hanno
riempito di paura con la manipolazione della realtà attraverso dei mass media che vergognosamente si sono diventati dei trombettieri, vigliacchi di questa propaganda che adesso però gli si sta ritorcendo contro, perché poi è stata questa la base che ha permesso il Green Pass, è stata questa la base che ha permesso l'obbligo vaccinale ed è stata questa la base che ha portato ora al dolore che stanno vivendo tante famiglie che si ritrovano con figli, sorelle, fratelli, genitori o che si trovano loro stessi vittime degli effetti avversi di questi sieri sperimentali che non servono e non sarebbero serviti neanche allora per la stragrande maggioranza della popolazione, perché ci sono le cure e c'erano le cure e invece hanno negato le cure e hanno fatto credere alle persone che il Covid fosse un pericolo per tutti, pure per i bambini, pure per gli adolescenti. Hanno spinto le madri che hanno continuato a non avere altra informazione tranne i TG dei canali, di tutti i canali praticamente, o i giornali, tutti i quotidiani tranne La Verità, che appunto raccontavano queste menzogne. Ecco, e a quel punto io qualche mese fa decido di non dormire, dico no, io stanotte non dormo e mi metto a scrivere. E avete messo a soqquadro la nostra vita, ci avete rubato la gioia e io mi rimetto a scrivere, perché quello che avete fatto al popolo, voi volete nasconderlo e invece deve restare scritto e non cancellerete questo inchiostro che vi insozza. I libri non possono davvero essere davvero censurati e questo la storia lo sa. Conosciamo la storia perché qualcuno ha scritto. Un libro che si tocca non può mai totalmente sparire. Qualcuno ne farà una copia di nascosto. Il libro della rivoluzione sembra un sogno, invece un incubo. Vi chiedo aiuto perché non possiamo rimanere soli. Bisogna sapere la verità e farla sapere agli altri. A me è arrivata in faccia, sicuramente per via del mio lavoro e quindi la racconto e non sto scrivendo per salvare il mondo, ma scrivo perché mi voglio salvare e quindi non sono un'eroina, però non ho paura della verità e non dovete averne paura neanche voi. La verità vince sempre. Il problema è quando la gente tutta scoprirà il feroce inganno. Io non lo so, tanti non hanno ancora capito ed è questa l'angoscia più grande. Tanta gente è stata presa in giro, è stata impaurita o è stata lasciata soffrire, gente indebolita dall'orrore e stordita. Ora si uniforma e non c'era da aspettarsi altro da questa gente allo stremo delle forze che le avete rubato. Il metodo della dittatura in questi pochi mesi si è rafforzato velocemente e l'azione della propaganda è diventata capillare, subdola o sfrontata a seconda delle situazioni. Sicuramente efficace. Da quasi 2 anni
ormai, in realtà ormai sono passati più di 2 anni, vengono commessi sistematicamente abusi sulla popolazione che si lascia abusare perché viene ingannata dalla propaganda. Grazie. E allora, perché siamo qui? Siamo qui per trovare questa forza e siamo qui perché dobbiamo dare agli altri gli strumenti per uscire dall'inganno della propaganda. E io ho scritto questo libro per questo. Qui c'è tutta la storia delle cure negate, documentata, il mio lavoro giornalistico, qui ci sono i numeri, ci sono i dati, ci sono le storie che riguardano anche le conseguenze di questo inganno, le conseguenze più atroci, più feroci, cioè l'attentato alla salute che è stato fatto con la vaccinazione coatta, perché poi appunto a un certo punto io documento appunto questo, e c'è anche un dossier, e questo libro diciamo che può servire a voi per, come dire, per provare delle emozioni, ma serve più che altro agli altri, proprio perché è stato fatto per convincere, per far capire agli altri, e gli altri ci servono, noi non possiamo cambiare il mondo da soli, però lo possiamo fare ora. Noi dobbiamo approfittare di questo momento in cui le forze politiche responsabili del disfacimento del nostro paese sono disorientate, sono in balia dei dubbi che si stanno insinuando nelle persone che hanno ingannato e violentato. Queste persone non aspettano altro che noi che diamo loro gli strumenti per poter far loro ammettere di essersi sbagliati, di essere stati ingannati, e per far scattare in loro la rabbia per quello che è stato fatto. E dopo la rabbia ci sarà il rifiuto verso chi è stato responsabile di questo, e dopo il rifiuto ci sarà la voglia che queste persone vengano punite in un modo o nell'altro. Ho documentato come ancora adesso negli ospedali i malati spesso non vengono curati come dovrebbero essere curati, ma è proprio una questione di protocolli sbagliati, protocolli che non tengono conto dopo 2 anni e mezzo dei progressi che sono stati fatti della medicina, perché continuano a trattare per esempio la polmonite da Covid come una polmonite normale, come se in 2 anni, cioè la ricerca, l'esperienza dei medici non ci fosse stata. E ho documentato questo a Fuori dal Coro alcuni mesi fa. C'è stato uno scienziato internazionale importantissimo che si chiama Luciano Gattinoni, che ha scoperto che una ventilazione meccanica troppo aggressiva non giova ai malati di Covid, non serve, anzi può soltanto portarli a farli peggiorare. Hanno fatto uno studio, no? Questi famosi studi, no? Che i ciarlatani, no? I virus SAR, il ministro e tutta la marmaia che lo circonda, no? Ci hanno continuato a dire non ci sono studi per le cure, no? E invece gli studi ci sono sempre stati, ci sono da tempo, e non se ne tiene conto, si continuano a eseguire dei protocolli che sono sbagliati. Infatti la gente, io sento continuamente gente
storie di gente che entra negli ospedali con le proprie gambe e dopo qualche giorno improvvisamente si aggrava e i parenti rimangono senza un perché. E però è successo qualche altra cosa però, perché quello che è successo e quello che sta ancora accadendo, secondo me, è qualcosa che ha a che fare proprio con l'effetto di questo terrore che hanno indotto e che ha scatenato la parte peggiore di tante persone, perché quello che io sento sono spesso storie di disumanità, di crudeltà, persone che hanno attacchi cardiaci, a cui viene chiesto di fare un tampone prima di essere soccorsi, persone a cui viene tolto il cellulare, persone che vengono, parenti che vengono accusati di essere colpevoli o complici dell'aggravamento del proprio padre perché non si è vaccinato. Cioè voi pensate una persona che ha magari il proprio genitore in ospedale che sta morendo e tu dall'altra parte che cosa fai? Però suo padre non si è vaccinato. Voglio dire, ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questo perché hanno agito sulla paura e questa paura, questo terrore ha scatenato in troppe persone i sentimenti più infimi mascherati da sentimenti buoni. Tanta gente che ha raccontato a se stessa che si andava a vaccinare per gli altri, stava mentendo a se stessa, tanta gente l'ha fatto per se stessa, perché altrimenti le persone che si sono vaccinate per gli altri non vanno a discriminare chi non lo ha fatto. E d'altra parte ricordiamoci quello che è successo soltanto 80 anni fa. Noi siamo i nipoti di quelli che portavano i bambini nei campi di concentramento. Noi siamo il popolo che si è alleato con i nazisti. Noi siamo i nipoti di quella gente là. E quindi, però noi siamo anche un popolo che ha delle risorse incredibili e siamo anche un popolo che a un certo punto ha detto basta. Però attenzione, quando ha detto basta il popolo italiano, quando c'è stato il fascismo, quando è cominciato a venire a mancare il pane. Ed ecco perché io dico che questo momento è un momento importantissimo e noi non possiamo permetterci che di nuovo rimischino le carte e raccontino menzogne. Noi dobbiamo adesso fare di tutto per reclutare le persone attorno a noi, per farle venire con noi, perché altrimenti qui è una questione di vita o di morte. A meno che non andiamo via da questo paese, ma forse anche via dall'Europa, ma forse anche via dal mondo occidentale, e però comunque fuori. Non è detto che si sia meglio, perché poi ci sono altri problemi, altre problematiche, e poi l'Italia è un paese bellissimo, è il paese più bello del mondo, è il nostro paese, e noi abbiamo diritto di vivere qui da uomini liberi, e abbiamo bisogno degli altri per fare questo. E io quello che farò è cercare il più possibile col mio lavoro, con i miei articoli, con i miei servizi, con i miei libri, di fare in modo che il vento cambi.